con noi. Renato, è sempre veramente, tu hai fatto tantissimi anni di radiocronaca, ma è sempre una bella emozione quando Guarda, calci. ti giuro che ero veramente emozionato quando sono andato lì in mezzo al campo per presentare tutti i giocatori, e anche dopo 23 anni devo dire che ho sentito i brividi. Vedere tanta gente sugli spalti in questo stadio veramente storico, così come è storico quello di Carbonia, mi ha fatto particolarmente piacere. Poi anche sotto il profilo tecnico rivedere il Cagliari è sempre bello. Stiamo con Renato, allora abbiamo assistito all'uscita del pullman. L'uscita del pubblico. Tantissima gente, veramente molti ragazzi sono venuti anche a salutarci così, quindi l'affetto veramente del pubblico sardo ogni qualvolta il Cagliari va in qualche città, che sia sud, centro, nord, è veramente un qualcosa di incredibile. Veramente formidabile, oggi lo abbiamo già detto in diverse circostanze, anche in diretta su Radio Star, in audio su telesardinianetwork.com. Questa è una diretta differita che rivedremo a partire già da domani, e vi abbiamo documentato tutto grazie chiaramente al cameraman Francesco Piras e all'ottimo giornalista Alberto Pedini, mentre io e Antonio Pissis abbiamo seguito ovviamente per il servizio per la radio. Siamo tutti e tre in diretta, eccoci qua, abbiamo fatto veramente un gran bel servizio, facciamoci i complimenti perché siamo stati veramente bravi e ce lo vogliamo dire, no Antonio? Sì, assolutamente, ripeto quello che ho detto in radio per tutto il pomeriggio, insomma un ritrovato buonasera a tutti i nostri telespettatori di telesardinianetwork.com, è stata un'emozione. Qua ringrazio il caporedattore Renato Scano, Alberto Pedini, Francesco Piras per le immagini e Carmine Bascio per la regia e Fabio Pinna in regia a Carbonia. Insomma è stato un evento, un'emozione unica, irripetibile, speriamo che si possano ripetere queste occasioni, magari di poter vedere anche il Cagliari Calcio in altre occasioni, magari in Serie A, però davvero è stato un evento per il Sulcis e per tutti quanti, anche dal cagliaritano, hanno preso parte a questa giornata. Davvero è stata un'emozione vedere giocatori a 2 centimetri proprio da noi della Serie A, davvero un grande evento, una grande emozione poterla raccontare. E soprattutto questo grande pubblico, 4.000 spettatori entusiasti, insomma Alberto, come hai potuto chiaramente documentare anche tu durante la telecronaca, si sentiva il pubblico partecipava, no? Sì, si sentiva assolutamente il pubblico, 3.700 tagliandi sono stati venduti, più aggiuntivi per permettere tra l'altro alle persone appunto di poter partecipare oggi, un pubblico che si è sentito sia dalla nostra parte della tribuna che dall'altra, ed è veramente bellissimo quando il calcio appunto rispecchia una giornata del genere, quando anziché parlare di episodi di razzismo o episodi magari anche di violenza, si parla invece di festa, di passione, di divertimento, che è quello che poi ci unisce ogni domenica. A te il microfono per i saluti finali. Grazie a tutti, grazie ancora a tutti coloro che hanno collaborato. A te Alberto per la chiusura finale. Sì, esatto.